E passiamo invece ora a parlare di sport. 2 gol di Torromino consegnano la vittoria e secondo posto in classifica al Treviso, che dopo 2 mesi torna a vincere in casa. Finisce 2-1 contro il Montichiari. Ora la pausa invernale. Chiude il girone di andata e l'anno con una bella vittoria sul Montichiari. L'11 di mister Zanin espugna il Tenni dopo 2 mesi con una buona prestazione grazie anche alla doppietta di Torromino. La partita finisce 2-1, così la formazione biancoceleste rimane seconda in classifica in coabitazione con il Rimini, campione d'inverno il Casale. Si fa vedere per primo il Montichiari con Severnini, ma Sartorello è bravo. Il Treviso risponde con 2 azioni in 5 minuti di Ferretti, ma entrambe senza fortuna. Il gol che sblocca la partita arriva al 32esimo con Torromino su lancio di bandiera, l'attaccante stende Gambardella. Ancora Treviso protagonista con 2 azioni, prima di Ferretti al 39esimo e al 45esimo e ancora il Bomber con una cavalcata travolgente da metà campo. Serve Giorico che sbaglia davanti al portiere bresciano. Nel secondo tempo parte meglio il Montichiari che raggiunge il pareggio al 58esimo grazie ad un'azione personale di Mucchetti, cross dalla linea di fondo e il tap-in vincente di Murano. Per chi si fosse perso l'Eurogol di 7 giorni fa, Torromino concede il bis. Il Bomber, al 69esimo, da una punizione di 30 metri, trafigge Gambardella. Cerca di rispondere il Montichiaro con Filiciotto e Antonacci, poi solo Treviso con Torromino protagonista in 3 incursioni, ma senza fortuna. Mister, il miglior regalo di Natale per i tifosi biancocelesti era tornare a vincere al Tenni. Il Treviso ci è riuscito oggi, con qualche sofferenza, ma meritatamente. Con sofferenza è sempre meglio, perché cose facili non ne ho viste anche in questo campionato, ma mai nel calcio secondo me. Va in cerca, casomai, di rendere gli avversari meno forti e il lavoro quotidiano ti porta appunto a una crescita. Oggi avevo chiesto proprio di crescere da parte dei miei ragazzi perché era importante tornare alla vittoria, sapevamo che il Montichiari è una squadra ostica, soprattutto fuori casa, con 4 vittorie fatte. E quindi volevamo dare questa soddisfazione ai nostri tifosi da molto tempo e quindi adesso siamo molto soddisfatti. Sì, no, a parte 2 gol, oggi era importante portare a casa il risultato, soprattutto per le voci che giravano intorno a noi, che ci hanno un po' infastidito. È stata una partita vinta col carattere, col sacrificio e tutti i compagni si sono sacrificati, avevamo un obiettivo di portare a casa la partita e ci siamo riusciti.